Il WWF celebra a scuola la giornata mondiale del suolo, non c'è infatti migliore compagnia di una scolaresca per celebrare la giornata mondiale del suolo e grazie all'invito della vulcanica dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, Anna Cangarrossa, abbiamo intrattenuto i ragazzi delle seconde classi della scuola media del Plesso Luigi Rizzo sulla necessità di dare soluzione ai disastri prodotti dall'uomo nell'ultimo secolo. Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta, dopo aver presentato la mission del WWF, ha spiegato le cause, lo stato attuale e le soluzioni per far fronte al costante aumento di suolo che sempre di più impoverisce le risorse del nostro pianeta. L'attività su Porto Empedocle sono state esposte dalla volontaria Erika Zoppo, mentre il direttore della riserva naturale di Torre Salsa, Alessandro Salemi, è intervenuto soffermandosi sul valore di un'agricoltura sostenibile e delle soluzioni da proporre ai tavoli internazionali. Gli alunni hanno ricevuto dal WWF l'attestato di nomina quale guardiani della bellezza, con un'assunzione di responsabilità ben veicolata. E a proposito di bellezza è stata proposta in chiusura una filastrocca sul ciclo biologico delle piante che ha fatto concludere l'incontro con un festoso canto corale. E ciliegina sulla torta, il presidente Mazzotta ha consegnato nelle mani della dirigente scolastica Cangarrossa una copia dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco per rafforzare l'idea di universalità del messaggio sulla necessità di curare il pianeta. Noi siamo il futuro che costruiamo.